Epilogo spettacolare per la Sicilia al 59esimo torneo delle regioni di calcio a 5, trionfo meritato per la rappresentativa Under 19 che in finale ha superato la Calabria e ha portato a casa il 7° alloro della sua storia che mancava in Sicilia dal 2012, e in questa vittoria c'è anche l'impegno di un atleta agrigentino, Cristian Caltagirone, che gioca con la squadra dell'Agrigento Futsal, figlio d'arte di Elio Caltagirone, già allenatore del Canicattì. È stata una gara al Cardiopalma, la Sicilia fa sua la finale per 4-2 grazie al poker di reti segnato dalle doppiette di Nania e Brancato e conquista lo scudetto. I siciliani hanno superato una volenterosa Calabria che era pure riuscita ad acciuffare il pareggio sul 2-2 prima di cedere nel finale, un percorso praticamente perfetto per i ragazzi di Fabio Valera che hanno chiuso il torneo imbattuti su 6 partite disputate, 5 vittorie, un solo pareggio, quello iniziale nel girone con le Marche. Capocannoniere della squadra è stato Brancato, con 10 reti realizzate. Al suono della sirena e festa grande per tutto l'entourage siciliano per un successo tanto atteso. Una vittoria che, come già aveva affermato dopo la semifinale, ha sottolineato il presidente Sandro Morgana, che è il risultato di tanti anni di lavoro e di impegno da parte del Comitato regionale siciliano. Un successo, afferma Morgana, che dedichiamo a Nino Cossino. Con lui la rappresentativa siciliana riuscì a trionfare per l'ultima volta al torneo delle regioni, era il 2012. I complimenti ovviamente vanno estesi a tutti i ragazzi, agli allenatori, al capodelegazione, a tutti i preparatori atletici. Questa vittoria, conclude Morgana, conferma il trend positivo della Sicilia nel calcio a 5 come prima regione d'Italia.